Buongiorno, benvenuti in diretta video su Unica Radio. Siamo in compagnia oggi di Mauro Mulas, un amico di Unica Radio che è venuto a trovarci per raccontarsi un po'. Ciao Mauro, Buongiorno. tu non è una prima volta per te. Beh, no, Abbiamo già presentato un bel disco che è quello degli Entity l'anno scorso, 2 anni forse fa. 2 anni fa. Due Sì. anni fa, un disco prog parlacene brevemente, tanto oggi andiamo a ruota libera con Mauro Mulas. Ma 2 anni fa, appunto, quando, insomma, nel periodo in cui è stato pubblicato questo disco, lo abbiamo presentato qui. È stata la prima occasione in cui si è parlato di questo disco. Probabilmente ci ha anche portato fortuna l'intervista che venne fatta allora. Perché Sì, il avevamo disco... avuto tanti ascolti, tra Ah, l'altro. e poi il disco comunque ha avuto un grande feedback, e ha girato il mondo intero, ha ricevuto recensioni e consensi, passaggi radiofonici in podcast specializzati un po' in tutto il mondo, quindi è stata sicuramente di buon auspicio questa. Sì, un lavoro, insomma, bello complesso, bello carico, articolato, che contiene, insomma, diverse arti che si intrecciano. Tra l'altro c'è anche un testo che accompagna poi questo lavoro che io ho caricato sul mio Kindle, quindi ogni tanto me lo rispolvero. Bene. Ci saluta Michela Mura. Ciao Mauro e ciao Simone, vi Ciao. guardo. Ciao Miki. Quindi, chi è Mauro Mulas? Se ti dovessi definire, tu sei un musicista, sei un turnista, sei un compositore, hai fatto della musica la tua vita. Beh, sì. Dire che tipo di musicista sono non saprei, non lo so, perché ho studiato il pianoforte, ho studiato all'inizio la musica classica, poi il jazz, ma sin da ragazzino, insomma, ho iniziato a studiare il pianoforte a 4 anni. A 15 anni ho iniziato a frequentare i seminari jazz di Nuoro, e poi ho iniziato a studiare composizione al Conservatorio di Cagliari con Franco Oppo. Dopo sono passato alla musica elettronica, quindi ho sempre un po' seguito tutte le mie curiosità, ho cercato di saziare un po' la mia sete di conoscenza, diciamo. Che non finisce mai, Boh, immagino. non lo so, per ora è ancora presente, insomma, mi Ecco, piace studiare e esplorare, quella parte non l'ho ancora persa, speriamo. riesci a muoverti e a camminare su diversi territori musicali, cioè passi dal pop, puoi suonare il jazz, fai il prog e fai il rock, sono tanti progetti che porti avanti, suoni tantissimo, perché poi sei un esempio, un modello per tanti musicisti, perché proprio riesci a lavorare attraverso la musica, ma com'è che questa poliedricità nasce dal fatto che la curiosità si spinge anche attraverso ascolti, approfondimenti, sei anche molto colto, quindi Non saprei. vabbè, quando noi non siamo in radio e ci capita di incontrarci, di chiacchierare, in realtà sa anche tante cose, Mauro, sa la storia della musica, dei musicisti, insomma, è molto bello e piacevole parlare con te. Ti ringrazio. Ah, cerco di, ripeto, di assecondare tutte le mie... Cioè, in sostanza faccio ciò che mi piace fare, ecco. Mm. Forse il segreto è solamente questo. È difficile fare la vita da musicista? Non è facile, nel senso che è una vita bella perché chi fa il musicista ama la musica, quindi da questo punto di vista si è fortunati perché si fa la cosa che più piace. È difficile perché soprattutto rispetto a ciò che è, oggi spesso e volentieri si vive di immagine, quindi una persona spesso e volentieri è l'immagine che dà di sé. E a volte tu, musicista, agli occhi di alcune persone ancorate a certi tipi di concezione della persona, della società, del professionista, tu risulti né carne né pesce, risulti magari una persona che fa lobby. Molte persone, forse anche per un problema di retaggio culturale, vedono la musica come un passatempo, quindi non so, ti paragonano al karaokista che dopo cioè che nel tempo libero va a rilassarsi al karaoke, oppure alla persona che fa magari che suona nel passatempo. Quindi spesso e volentieri
ti trovi a rapportarti con delle persone che ti chiedono, sì, ok, questo va bene, suoni, però come attività, come lavoro, di cosa ti occupi? Cioè il Questa è problema una è domanda che che ti fanno spesso? sì, molto spesso è difficile spiegare che appunto fare il musicista è il tuo mestiere, magari accompagnare un artista internazionale senza fare una prova, leggendo le parti, oppure doverti preparare 4 repertori diversi in una settimana è un qualcosa che richiede una certa professionalità, però molte persone qua, forse per un problema di retaggio culturale, non riescono a concepire questo come un mestiere vero e proprio. Insomma. Come funziona la tua giornata tipo? Nel senso, ti svegli la mattina, l'orario medio nel quale ti svegli qual è? Ma io non ho una giornata tipo, nel senso che spesso e volentieri vado a letto molto tardi, è perché suono quasi tutti i giorni e a volte quando rientro e ho finito di lavorare devo prepararmi un repertorio nuovo oppure preparare qualcosa o magari semplicemente mettermi a studiare. A volte magari la mattina devo fare delle prove, quindi spesso e volentieri si tratta di dormire veramente poco. Torni mediamente a che ora? Ma quando suono nei club, generalmente rientro a casa non prima dell'1:30, delle 2 e poi arrivo a casa e mi metto a lavorare. E ripeto, è una vita abbastanza frenetica perché comunque poi il problema è che non esistono degli orari tipo, quindi devi adeguarti Anche al perché lavoro non che devi suoni fare. sempre a Cagliari, ma ti capita di suonare anche in giro per l'isola. Sì, ma mi è capitato anche spesso di andare fuori dall'isola per suonare. Mi è capitato di andare a Madrid, mi pare nel 2011 al Festival di Jazz. Mi è capitato di suonare a Roma. Insomma, cerco di muovermi per quanto possibile, anche se comunque avere il mare di mezzo sicuramente non agevola. E qui Mauro ci fornisce la prima occasione per andare ad affrontare un argomento al quale tengo particolarmente, soprattutto in questo periodo, ossia, hai mai pensato di andare via dall'isola e di trasferirti fuori per cercare, diciamo, trovare poi nuovi stimoli e insomma riuscire poi ad approfondire un determinato percorso artistico? Parte 2 della stessa domanda. Cos'è l'insularità per te? È un Allora, valore? Un problema? ma ci sono sicuramente più aspetti da approfondire riguardo all'insularità. Logicamente l'idea di andare via, andare via per imparare, per fare un corso, per fare dei concerti, è un'idea che è abbastanza ricorrente nella mia testa, lo è stata. Non c'è l'idea di andare via per cambiare aria, nel senso che spesso e volentieri questo desiderio magari nasce da insoddisfazione riguardo, non so, all'ambiente circostante oppure delle delusioni professionali. Io non ho mai avuto un risentimento di questo tipo, quindi andare via da quel punto di vista è una cosa che non ho mai valutato, nel senso che questa è casa mia, la sento come casa mia, ci sto bene, faccio qui il mio lavoro. Magari ho pensato che fuori in altri contesti, in altri ambienti avrei avuto altre possibilità, però ho nella mia testa più o meno un percorso che è quello che con tanti sacrifici, con tanta pazienza sto mandando avanti e sto cercando di rispettare quelle tappe. Poi ciò che riserva al futuro ben venga, insomma. Una domanda che forse tanti vorrebbero farti, oggi sei qui per rispondere, insomma, a ruota libera a diverse domande, ma te la faccio io. Qual è il tuo genere preferito e cosa ascolti quando sei da solo? Cioè, cosa preferisci? O vai a periodi? E se Oh, vai a periodi, in questo periodo che cosa stai seguendo? non esiste per me un genere preferito, ascolto veramente di tutto. Diciamo che in questo periodo in particolare sto ascoltando Bach. Bellissimo. Non ti so dire neanche perché. Addirittura ho ripreso in mano delle partiture che ho studiato da ragazzo in conservatorio, le sto rispolverando, ma così semplicemente per il piacere di esplorarle, di sentirle suonare nella stanza, non so. Quindi ti dai alla musica classica a Oh, seconda dei periodi. sì, sì, ma voglio dire, da poco ho ascoltato un paio di dischi di Davis,
così semplicemente perché dopo che ho suonato in un club andava un disco di Davis, allora col mio collega abbiamo iniziato a parlare, a ricordarci i musicisti, ricordarci appunto le sessioni, gli anni di pubblicazione, e quando sono tornato a casa ho cercato il disco e l'ho riascoltato, per dire. Qualsiasi cosa mi capiti tra le mani e mi incuriosisce in quel momento, la riascolto o la ascolto per la prima volta. Questo è molto interessante capire, insomma, poi cosa c'è dietro la vita di un musicista, e ci permette poi di inquadrare e capire meglio anche il personaggio. Oltre alla musica hai altre passioni? Perché tu Molte. mi sembri una persona estremamente precisa, poi lo dico anche a chi ci guarda, ma ieri gli ho chiesto dei documenti, dopo 3 secondi ce li avevo. Quindi significa che hai tutto ben organizzato. Mi Sì. dai i piatti li fai subito dopo che hai mangiato? Sì. Ti è mai capitato di lasciare i piatti per un giorno e mezzo? Non mi piace. No? No, ma lo faccio semplicemente perché preferisco così, insomma, non ci sono degli schemi nel mio modo di fare. Cerco di essere ordinato semplicemente perché vivo meglio, magari, nell'ordine. Se volete chiedergli qualcosa, scriveteci. Avete questa possibilità oggi. Però ti piacciono tanto le moto? Le moto mi piacciono molto, e poi amo la pesca subacquea, oppure mi piace molto il modellismo dinamico, aeromodellismo, modellismo navale, macchine. Che bello! Insomma, questi sono i miei passatempo principali, ecco. Hai fatto tanti seminari tu? Ti è capitato in Sardegna? Sì, ho fatto i seminari di Nuoro, avevo a suo tempo vinto anche la borsa di studio come studente, insomma, e sono stati molto utili per me, anche perché quando li ho fatti ero piccolo, ho iniziato forse a 16 anni a farli, e allora sono stati illuminanti per me, e quella è stata l'occasione per iniziare ad approfondire il jazz. In un periodo, io ho 39 anni, allora non esistevano i mezzi di diffusione odierni, se volevi avvicinarti al jazz sicuramente non c'era la possibilità dietro ogni angolo di trovare una jam session, oppure un canale, un social network che ti consentiva di entrare in contatto con gli altri. Quindi l'unico modo per poterlo fare era andare lì dove si faceva, imparare, conoscere le persone, incontrarle magari successivamente. Ti interrompo un attimo perché arrivano i messaggi, nel frattempo te li voglio leggere, ma Michela che ci sta seguendo ci scrive che bravo, Bach è la medicina per l'anima. Davide Mameli invece scrive grande Mauro, Pierpaolo Abis, grande Mauro, bella voce radiofonica, ti trovo in forma zio. Grazie. Gianfranco Zedda invece scrive grande appassionato di La Maddalena e Corsica. Ciao Gianfranco, ciao Pierpaolo, ciao Davide. Davide riscrive 40 ormai, non fare il furbo. Ancora non compiuti, però dai, è perché è un mio coetaneo. Quindi anche tu stai facendo outing, Davide. Sì. Quanto sono importanti i seminari nella formazione di un musicista? Tu che hai avuto modo di suonare con tantissimi artisti, e tra l'altro con tanti che sono venuti fuori anche dal conservatorio. Cioè un progetto che a me piace tanto è quello che ti vede coinvolto, per esempio, spesso con Rubens, qualche progetto. Tu con Rubens, sì, ma sì, più Rubens si è laureato da poco al conservatorio di Cagliari, anche con Gianrico. Sì, condividete il palco. Oltretutto Gianrico una tesi manca su Jimi Hendrix, quindi una cosa anche molto particolare. Cosa significa lavorare per te con musicisti che hanno fatto un determinato percorso, che hanno fatto quel percorso jazz, tu che hai frequentato anche i seminari, che differenze hai riscontrato? Parliamo di differenze. Ma sai, i seminari sicuramente sono arrivati, quelli di Fresu, perlomeno in un periodo in cui l'isola era molto arida, c'era sete di cultura, e il jazz si conosceva però solamente a Cagliari, insomma nei centri, i primi centri dove il grande festival di jazz di Ozieri, Cagliari, il nascente Sant'Anarresi, eccetera, eccetera. Però c'era un pubblico, c'era un buon pubblico, ma i musicisti non avevano possibilità di imparare, non avevano confronto. Quindi in quel momento sono arrivati questi seminari che hanno instradato la prima generazione, la seconda generazione di musicisti jazz sardi. E quello è stato molto importante perché hanno subito aperto le porte a un nuovo mondo per tutti questi musicisti che subito sono andati a frequentarli.
Poi logicamente dopo è arrivato il corso di jazz al conservatorio e quello in un certo senso ha dato ufficialità al jazz nell'isola, però è stato curioso l'inizio perché mi ricordo che io che già studiavo musica elettronica feci l'esame d'ingresso e mi trovai a suonare in commissione con delle persone con cui già suonavo al di fuori Facci anche i della nomi, scuola. se vuoi facci pure i nomi. Ricordo Massimo Ferra, Massimo Tore, poi il compianto Roberto Pellegrini, insomma, che ora non è più tra noi, e ricordo di aver suonato con loro a questo esame d'ingresso e dopo aver fatto un pezzo, tra l'altro molto divertente, con scambi, come quando si suona in una jam, mi hanno detto, vattene, dai. E io, vabbè, lì feci l'esame d'ingresso, però alla fine decisi di continuare gli studi di musica elettronica piuttosto che affrontare un triennio di jazz, proprio perché volevo fare qualcosa di nuovo, ecco, per me. E quella era una cosa che già a suo tempo avevo affrontato e che praticavo, insomma, regolarmente, quindi. Cosa pensi della scena musicale attuale cagliaritana, visto che la frequenti? Come sta? Come sta la musica a Cagliari? Secondo me non è un... E quanto poi i club che sono stati aperti negli ultimi anni hanno contribuito a una crescita importante? Ma Tengo tanto a questa domanda. vorrei intanto dire che secondo me non è un cattivo periodo per la musica cagliaritana, perché esistono degli ottimi club che investono sulla musica molte risorse, fanno la musica a buon livello, cioè con un ottimo livello medio, con dei buoni mezzi. Io non so se storicamente ci sono stati periodi così ricchi nella scena cagliaritana, probabilmente forse in passato sì, però due club come il Gezzino e il B-Flat sicuramente vanno menzionati e bisogna dire che si fa musica di ottimo livello e si fa musica ad un ottimo livello anche di palco, un fonico residente, insomma si tratta di locali di qualità. Poi un altro locale che sicuramente va menzionato perché comunque cerca di fare, pur essendo un piccolo club, fa un'ottima programmazione di ottimo livello con costanza, il Vinvoglio, anche questo va Che si trova in menzionato, Castello. in via La Marmora. Secondo me questo è un buon momento perché si ospita musica di qualità e si cerca di stimolare comunque i musicisti a portare dei progetti di buon livello e c'è anche una buona risposta da parte dei musicisti della città. Mi chiedo però, questi sono dei locali importanti, come tu hai detto, Sì. hanno portato un aspetto professionale, hanno in qualche modo permesso anche di suonare con una maggiore professionalità, maggiore dignità anche. Diciamocela tutta, perché quando tu hai un fonico che ti cura tutto l'aspetto legato all'aspetto tecnico, devi andare lì e hai tutte le spie che funzionano, tutti i volumi Ti si mette nelle condizioni di sei nelle lavorare. condizioni di poter presentare un progetto, ma forse sono troppo poche ancora queste occasioni, nel senso che tu magari passi, che ne so, da un club che ha tutti questi crismi a un locale dove invece non c'è neanche un pubblico educato all'ascolto. Mi capita spesso di andare a bermi una birra, ascoltarmi qualche concerto in qualche locale dove la gente se ne infischia delle persone. Sì. Quindi a volte si passa da... Però io vedo che comunque il livello, cioè la qualità anche dell'ascoltatore, il modo di porsi dell'ascoltatore piano piano sta cambiando nella città in meglio. Grazie proprio a questa... Si sta creando sì. un'abitudine, si Sì, sta sì, creando sì, una sì, storia. esattamente. Ti saluta Marcello Cardia, ciao Mauro, Grazie. Giampiero Longu, Longu, sì. bolottanese anche lui. Bolottanese, grande Mauro, che piacere rivederti e risentirti. Prima ho visto anche Pierpaolo Abis. In attesa di farlo dal vivo, complimenti per tutto. Ciao a tutti. Ha parlato della voce radiofonica. Sì, Grazie. è una bella voce radiofonica. Questo è un bel complimento perché sa anche suonare. Sai cantare? Guarda, no, diciamo che le mie esperienze di canto si limitano al corso di canto corale in conservatorio a suo tempo. Non canto neanche sotto la doccia. No? Te lo volevo chiedere. Vabbè, ti capiterà di cantare qualcosa quando sei solo. No, nella testa la musica scorre da sola, anche senza cantarla.
Ciao Federico Valenti, ciao Fede. Che scrive Mauro, Piero ciao Orsini, Piero Orsini, grande ciao bassista. Mauro, ciao a tutti, grazie insomma, significa che stiamo dicendo delle cose interessanti finché Speriamo. state con noi. Anche Ignazio Secchi ci scrive, ciao Ignazio. Appunto stiamo dicendo che Mauro non canta neanche sotto la doccia, ma suoni sotto la doccia? Boh, non ho ancora trovato uno strumento impermeabile. La magari tastiera adatto. impermeabile. Però magari ti capita di provare delle cose quando non hai la tastiera? Sì, sulla gamba, così. Davvero? A volte capita. Mauro si suona la gamba. Ecco, questi sono dei piccoli segreti che stiamo svelando. Però torniamo appunto all'argomento principe, che Scena è quello, musicale. che è quello appunto legato alla musica e insomma, alle tue collaborazioni. I grandi club ti permettono anche di collaborare con grandi musicisti. Sì, capita. Questa è una grande crescita. A te è molto capitato importante. spesso? Sì, capitato e capita spesso. E quello cioè, comunque ti fa crescere perché devi metterti sempre in gioco, lo devi fare col meglio delle tue possibilità, devi imparare a diventare veloce, avere senso pratico e queste cose ti fanno crescere come musicista. Una cosa che vorrei... Qual è stato un incontro decisivo per te? Con una serata importante che ti ha permesso veramente di andare via e dire oggi ho imparato tantissimo. Sono tutti importanti gli incontri, premesso questo, ma uno in particolare senza scontentare nessuno? Ma sai, tornando un po' indietro nella memoria, insomma, ci sono tante occasioni in cui ho ragionato in questi termini. Non so, una volta un concerto in trio con organ trio, quindi Hammond, Sì. chitarra e batteria, con Massimo Ferra e Max Furian, che è un bravissimo e importantissimo batterista pop. Insomma, abbiamo fatto un concerto in organ trio, un concerto di jazz. All'inizio, prima di fare quel concerto, personalmente ero preoccupato perché non riuscivo a capire se tra noi tre come trio, che non avevamo mai suonato insieme, ci potesse essere compatibilità. E poi la musica fa tutto da sola, perché comunque tre musicisti con il loro bagaglio, le loro esperienze, mettono tutto sul piatto quando suonano e tutto il resto arriva da solo. La musica fa tutto da sola, secondo me. E quindi ho un bel ricordo di quel concerto, ma anche di tanti altri concerti. Per esempio, quest'estate un concerto a Iglesias con la grandissima cantante Joy Garrison, figlia del grandissimo contrabbassista che suonò con John Coltrane. Insomma, io con dei musicisti, dei miei colleghi, abbiamo accompagnato questa cantante. All'inizio ho avuto un po' di, sai, quel timore, quella sorta di soggezione che è naturale. Dopo il primo pezzo in prova ho visto proprio cambiare l'espressione nel volto di questa cantante e tutte le cose sono andate da sole, normalmente, per il verso giusto. E tra l'altro un concerto che è andato benissimo, un grande riscontro di pubblico, un ottimo feedback, quindi queste sono le prime due cose che mi sono passate per la testa, ma ne potrei raccontare tante altre. No, mi ha fatto ripensare a un concerto di 2 anni fa al Calagonone Jazz Festival. Io ero lì, che collaboravo con il festival in quell'anno. Arrivò Alberto Pibiri che suonò con Sheila Jordan e si aggiunse al trio, quindi al duo, divennero un trio. Alessandro Azzori, che salutiamo. Ciao Ale. Ciao, ho suonato ieri con lui. Hai suonato ieri sì. lui si sposò perfettamente insomma, a un certo punto addirittura Alberto suonava pianissimo, proprio leggero in accompagnamento, ma Alessandro è stato capace veramente di veramente numeri. Ma si sposava perfettamente, nonostante, insomma, immagino non abbia avuto granché occasioni per suonare con Sheila. Quindi credo che a un certo punto la musica, questo testimonia anche la qualità dei musicisti che ci sono qui, e a un certo punto guida la musica, come tu dicevi. Sì. È bello pensare a volte, no, dopo un concerto che magari è andato bene, ti ha soddisfatto. Oggi la musica mi ha proprio coccolato, mi piace pensare un po' così a volte. Non so perché. Ti senti coccola, è bello sentirsi, è bello insomma
provare queste sensazioni, Sì, anche sì. perché è nobilissima la musica, non si vede ma c'è, esiste. Certo. Tornando al discorso che invece stavamo facendo legato all'insularità, questo mi Esatto. interessa particolarmente, non l'abbiamo approfondito bene, ma Sì, per te è un limite? La vivi come un limite? no, sinceramente no, perché ci sono probabilmente aspetti legati comunque al mio modo di fare musica che comunque sono legati all'insularità, alla terra in cui vivo, alla vita che faccio. Probabilmente un altro stile di vita mi porterebbe a vivere diversamente anche la musica, probabilmente la mancanza del sole, della luce, non so. Mm. Quindi comunque non ti è mai balenato in particolare no, nel frattempo leggo le cose che ti scrivono, però non è che mi distraggo, cioè sono No, tranquillo. distratto, sì, però questo è un aspetto che ti vincola qui, ci fa capire che in realtà sono diverse le strade che può prendere un musicista. Beh sì, Sto cercando di, diciamo, spiegarti poi quella che è la mia visione e anche uno dei motivi per il quale, per il quale oggi ho voluto fortemente che tu venissi a trovarmi perché appunto mi interessava il tuo punto di vista sotto diversi aspetti. Sicuramente questo è appunto un motivo che ci porta qui oggi, ma quante volte vai a suonare fuori dall'isola ma durante un guarda, anno? può capitare una volta all'anno, insomma, fondamentalmente in media. Mm, Sì, non tantissime volte comunque. mm, E spero che in futuro accada più frequentemente, insomma, mm. ci stiamo lavorando, anche se ti ripeto, a volte la voglia di andare via nasce semplicemente dalla voglia di avere più confronto, rapportarsi con un ambiente non conosciuto, resettare ogni automatismo magari. Delle volte può nascere da un senso di uno spirito di rivalsa o cose di questo tipo. Per quanto riguarda me, non c'è nessun tipo di spirito di rivalsa e insomma sono molto contento di tutto ciò che mi accade e quindi quell'aspetto non lo sento, insomma. Quindi per me andare fuori a suonare spesso e volentieri è una faccenda pratica, a volte è semplicemente la voglia di avere nuovi confronti, ecco. Ciao Elisa Zedda che manda i cuoricini e dice Mau. Federico Murtas, mitico Maurone, SCM, questo ce l'ho. Vabbè, Cose tra non c'è amici. bisogno. Gli mandano le sigle. Nuove forme di E comunicazione, invece Michela, acronimi. Michela che ci sta seguendo si rivolge a me e dice cuffie intonate con la camicia. Ah, Eh? hai Eh? visto? Però ci Grande. siamo. Ci Anche a siamo. Mauro un po' gli abbiamo Sì, intonato sì, le sì. cuffie alla felpa che ha, al maglioncino che ha oggi. Oh, Appunto. le tue però devo dire che sono proprio perfette. Allora, Caspita. una volta ero all'aeroporto di Tel Aviv e ascoltavo la musica con queste cuffie. Stavo per prendere l'aereo, sto parlando del 2013. Si avvicinarono dei ragazzini egiziani, no, palestinesi, li chiamiamo palestinesi o israeliani. Adesso succede un casino qui, comunque palestinesi. Erano palestinesi, Sì, sì. assolutamente. No, no, perché mi era risuccesso poi in un aeroporto al Cairo. Però mi volevano acquistare assolutamente queste cuffie perché non si trovavano di questo colore, Effettivamente sì. ma mi volevano dare molti più soldi di quanto valevano. Quindi Caspita. non gliele ho vendute per un motivo, perché non ne avevo altre. Gliele Beh, avrei dovevi regalate. cambiare la tipologia di camicia. Avrei dovuto insomma. cambiare la camicia, però ho deciso di non separarmene perché volevo ascoltare la musica. Però gliele avrei regalate volentieri. Ho scoperto che lì sono molto belle. Qui, grazie a Michela, sto rivalutando queste cuffie. In realtà Hai funzionano bene, quindi sono soddisfatto. È bello anche il fatto che partecipino tante persone. Dai. Certo, sì, Eh, sì, vedi, questa è una delle cose per cui mi piace C'è tanto insomma, avere affetto Facebook. attorno a te, comunque. Mm? Bene così, Questo- sono contento. Sì, sei anche oltre che musicista, ti capita anche di organizzare degli eventi, delle rassegne. Sì, ma guarda, personalmente... Cosa pensi di questo aspetto? È più una fatica? Sì, nel senso che quando tu organizzi qualcosa cerchi di farlo al meglio e comunque richiede un grande lavoro e tante energie. Quindi a volte bisogna cercare di non confondere il mestiere del musicista con l'aspetto organizzativo, anche se poi ogni persona nel proprio lavoro
deve avere una buona capacità organizzativa per farlo nel migliore dei modi. Mi è capitato delle volte di organizzare delle piccole, delle mini rassegne, però sinceramente ora come ora preferisco occuparmi di fare il musicista, quindi più che di organizzare preferisco occuparmi di suonare. Arrivano nel frattempo messaggi da Giovanni Monico, guardatevi i video delle performance di Mauro su YouTube, eccezionale. Ci saluta Rubens Massilda, Ciao, dice Giovanni. Super Mauro, ciao Rubens. Ciao Rubens. Elisa... Giovanni Monico Sì. di Cremona, oltretutto un mio amico di Cremona. Quindi ci guarda da Cremona oggi. Immagino di sì, adesso non so Ciao, se lui Giovanni. sia Cremona o altro, però lui è di Cremona. E poi anche Elisa Zedda che ci scrive: dai che ce ne andiamo a suonare a New York, Mau. Speriamo. Ok, speriamo, Ci sta. Se sai qualcosa di più, Elisa, dicelo. che noi siamo molto curiosi qui. Ricordo anche che vi ho incontrati. Adesso Rubens, che saluto. Rubens, ti ricorderai Rubens. di quello che sto per dire. Però l'estate scorsa ci siamo incontrati al Narcao Blues. Certo. Perché voi avete suonato a Narcao Blues, quindi ne approfitto per chiederti anche di raccontarci un po' delle tue esperienze nei festival sardi. Sì. Anche l'esperienza a Narcao è stata molto, molto bella. Sì, ma nel caso di dell'estate scorsa, sì, abbiamo suonato con un mio progetto con brani originali, il blues originale, con Rubens appunto e Paolo Nonnis alla batteria, un organ trio. Nel caso di Narcao, insomma, a partire dal 2003 io ho suonato 3 volte al Festival di Narcao, è sempre un bellissimo ambiente, si respira il blues, un ottimo pubblico, veramente è sempre un piacere andare a Narcao sia come musicista che anche semplicemente come spettatore, perché il livello dei concerti è molto molto alto. Poi quest'estate, sempre con Rubens, mi è capitato di suonare in un altro festival, un piccolo festival che sta crescendo, che è appunto quello di Nureci Blues Festival, il festival organizzato da questa piccolissima comunità, che è appunto Nureci, molto carino e molto valido comunque. Sì, Questo sono tutti nel caso del importanti. bluus. Hai suonato anche il Time in Jazz tu? Al Time in Jazz non ricordo se era il 2003 o il 2004, ma io sono stato coinvolto dal pianista Peter Waters in una particolare... Era un concerto dove praticamente un gruppo di pianisti dialogava con un artista, con un pittore, forse è brutto anche chiamarlo, con una sorta di artista figurativo che dipingeva in tempo reale mentre i pianisti suonavano. Quindi io ho aderito a questa iniziativa. E salutiamo anche Peter Waters con grande affetto. In questa occasione ho suonato a Time in Jazz, diciamo. Che cosa significa suonare in un festival? Che cosa ti permette? Con quale bagaglio poi vai via da un festival? Ma in un festival vedi... Anche perché ce ne sono tanti in Sardegna. Sì, ce ne sono tanti, ma tu arrivi in un festival e vedi tante proposte differenti, quindi vai via con tanti input e poi trovi un pubblico che è lì per sentire quel tipo di musica, quindi con un atteggiamento, con una predisposizione all'ascolto che è differente, capisci? Sì. Quindi è sicuramente molto positivo, molto bello suonare in un festival, è stimolante per un musicista. Quindi dalla scena insomma che ci accompagna a Cagliari, che popola Cagliari, ce ne hai parlato, ti sei posto in una maniera assolutamente positiva, sono tanti bravi musicisti che popolano la nostra città. Abbiamo parlato all'inizio, soprattutto abbiamo fatto un esordio nel quale abbiamo parlato del progetto Entity. Mi piacerebbe appunto a questo progetto farlo ascoltare ai nostri ascoltatori, quindi ho scelto poi dal falso centro di andare ad ascoltare proprio l'Armatura, che è un pezzo molto importante nel disco, ne andremo a parlare tra poco, ma rimanete insieme a noi rimaniamo anche in backstage, andiamo ad ascoltare adesso appunto l'Armatura. Tutto bene? Sì. Allora, devo aprire un attimo la porta vai. a Marina. Sì. Tanto sta andando il brano nel frattempo. È anche bello lungo il tempo. Una cosa di cui vorrei parlare è importantissima della scena, perché prima le cose positive... Tu rimani lì, sì, così la gente...
sanno che ci sei, tanto devo solo aprire la... L'audio è aperto. Sì, aperto, aperto. Sì. Mi dicevi? È molto importante secondo me parlare anche del fatto che bisognerebbe più puntare alla musica originale, cioè il fatto che comunque i musicisti dovrebbero cercare una propria impronta, una propria direzione musicale. Ci sono molti progetti di cover, Questo però ci sono dei bravissimi esecutori, dei grandissimi musicisti che fanno un bel lavoro filologico, nel senso che c'è chi approfondisce un determinato genere, se lo studia lo conosce perfettamente, lo padroneggia, lo potrebbe insegnare, e questo è fare dei corsi. però questo è l'aspetto di cui vorrei parlare. È importante che un musicista trovi anche la Se sua stesso. strada. Esatto. Molto spesso però è difficile. Infatti perché... quando io ho aperto il discorso ho aperto una premessa da un punto di vista, cioè, la scena è positiva, però secondo me ora molti musicisti dovrebbero cercare la loro strada. Dovrebbero cercare la loro strada, a volte ci arrivi troppo tardi forse. Secondo te arrivarci dopo i 40 è già tardi? Non c'è mai un tempo nella Può vita. essere, ma sai, in realtà secondo me ogni musicista deve da subito cercare la sua strada e suonare bene l'altra musica, quella degli altri. Serve un po' a consolidare le proprie idee, un po' serve come studio, come ricerca. Mi spiego? Sì, assolutamente. Secondo me niente esclude niente. Sì. Puoi continuare a fare un certo percorso e poi anche decidere poi di approfondire invece un percorso originale, molto rischioso secondo me, perché se magari fai un locale ti chiama perché vuole da te quel prodotto che è sicuro, funziona, è collaudato, poi se tu proponi invece altro da sé devi anche ricreare un certo pubblico. È arrivata Marina. Marina, sei tu? Siamo ancora in diretta, ma non c'è problema. Ci attendi un attimo. La prossima ospite stamattina è Marina delle Lilies on Mars. Però tra poco poi andremo a chiacchierare anche con lei. Ti puoi sedere, Marina, eh? Tanto noi stiamo facendo un ascolto musicale, puoi venire anche qui, stare vicino a noi. Non ti vogliamo lasciare lontano. Ci fa piacere se stai con noi. Belli questi occhiali. Voi non li potete vedere. Comunque, appunto, il discorso legato al progetto originale, poi magari lo approfondisco con Marina questo discorso, sì, perché loro hanno fatto un bellissimo lavoro con le Lilies on Mars, sono arrivate con un prodotto originale, figlio delle tante esperienze anche all'estero, a collaborare con Franco Battiato. Caspita. Quindi significa che tu credi in quello che fai, probabilmente i primi periodi sono complessi, sì, perché credere un prodotto può essere bellissimo, ma lo devi far arrivare alle persone. E lì subentra un discorso legato alla comunicazione, sì, che fai. Esatto. Ne abbiamo parlato spesso di quello questo. È un discorso complesso, perché però a volte purtroppo mi capita di vedere che il motivo di base di un qualcosa, di un pezzo, di una composizione, di un disco, si esaurisce col tentativo di comunicare. E nel verbo comunicare si esaurisce tutto. A volte bisogna... Cioè, diciamo che si ferma al tentativo. Bisogna ricordarsi che la prima cosa dovrebbe essere il messaggio. A volte è più importante comunicare piuttosto che comunicare qualcosa. Purtroppo in una società in cui si vive quasi completamente di immagine, questo è il vero problema. Facebook da un lato ti aiuta, da un altro lato è un grande inganno. Questo è il mio punto di vista. Sarà che io ho approfondito troppo certi discorsi fatti da diversi sociologi, vabbè, Bauman l'ho letto tantissimo, ma non solo, c'è diversi psicologi, filosofi trattano in questo momento questo argomento che è nuovo, cioè si sta creando poi una letteratura in merito. Rischi di confondere la popolarità con il narcisismo. Sono degli elementi che vanno, cioè a volte il tuo aspetto chiaro, esteriore, cioè, vince rispetto a ciò che sei, sì. E poi nella relazione uno a uno non sei quello o quella
che sembri vista da un social network. Sì, sì, sì. Perché siamo fatti di fragilità, siamo Sì, fatti certo. di debolezze, di punti che insomma forse sono anche un punto che ci caratterizza. Cioè, Sì. se io sono fragile sotto un certo punto di vista, invece questo è Sergio Calafiura. Sì. Ciao Sergio, ti stiamo ascoltando in questo momento. Però è questo il grande inganno, che poi c'è gente che vive nei social. Purtroppo E quanto sì. poi, cioè, 300 like a un post, in quante persone si concretizzano poi a un concerto, capisci? Sì, ma poi al di là di questo, voglio dire, quando tu dici qualcosa, innanzitutto devi avere un messaggio da comunicare agli altri. Il modo in cui tu lo comunichi è fondamentale, però è leggermente in secondo piano rispetto a cosa tu stai esprimendo. A volte ho la sensazione invece che si bada più a il come si esprime qualcosa piuttosto che a cosa vuoi dire. Ecco, questo è. Io insomma su questo rifletto molto, ecco, su questo aspetto. Tu che rapporto hai con il social network? Ah. Prima mi dicevi che non hai una grandissima amicizia col social. No, ma io lo uso, mi dà una grossa mano in ciò che faccio, però diciamo che non ci perdo le giornate dietro, ecco, questo. Cioè non hai l'ossessione di doverlo controllare. C'è gente che è sempre così. No, che poi ha bisogno, cioè che se ti fanno un commento negativo ci sta, ma c'è gente così, io ne conosco. No, io avevo un rapporto molto, molto tranquillo con i social, molto sereno, ecco, ti ripeto, non ci perdo le giornate, ecco. È semplicemente un qualcosa che mi aiuta nel lavoro che faccio e magari è un comodo mezzo per comunicare con gli amici, con le persone lontane, punto. E infatti come si vede poi sono tanti quello che puoi stanno vedere di me partecipando. sul mio profilo è quello che realmente sono, ecco. Né più né meno. Cioè la tua immagine del profilo adesso la andiamo a vedere. Ci saranno tastiere, ci sarà qualche No, la tua immagine del profilo è. Ah, hai cambiato quell'immagine stilizzata. Ne avevi una molto bella. Quella è stato un regalo di Piercarlo Carella, insomma, mi aveva fatto questo ritratto stilizzato in mezzo a un sintetizzatore, insomma, con tanti fili. Sì, ogni tanto cambio l'immagine, però insomma, quella quel foto è disegno molto bella, potrebbe essere anche la copertina di un disco. È stato un regalo molto gradito. Vediamo a che punto siamo, perché abbiamo scelto un brano che in realtà in radio è difficile da mandare perché sono 12 minuti, magari tra poco lo sfumiamo. Ma che storia ha questo brano? L'armatura. Guarda, ha fatto ridere perché noi stavamo parlando di tematiche che sono abbastanza in sintonia con questo brano. È lungo spiegare sicuramente di cosa parla il brano perché fa parte di un concept album, quindi è una delle tappe del concept album, però in sostanza parla di una persona che si libera di quell'impalcatura formale che pian piano e poi inconsciamente si è costruito durante la sua vita e cerca di eliminare tutti gli schemi, le costruzioni, le cose che si è creato, le maschere, e cerca di ripristinare se stesso. Un po' un'analisi, chiamiamola velata, di ciò che sta accadendo ora. Ma sì, ma guarda, tutto forse è sempre sommato accaduto. cambiano i mezzi, cambiano i modi di fare, però la società tende a funzionare un po' in questo modo. Si creano delle regole collettive, la comunità è dei modi di fare, delle mode, e a volte le persone inconsciamente modificano se stesse per aderire. Mettiamoci le cuffie che stiamo rientrando. Mi dispiace tagliarla, però ancora. Nel frattempo stanno arrivando un sacco di domande. Qui stiamo andando sul momento di Mauro Mulas.
Sentiti l'armatura qui su Unica Radio, siamo in compagnia di Mauro Mulas, siamo andati a fare un ascolto bello impegnativo, come dicevamo poi nel fuori onda, non è un ascolto che di solito si può mandare in radio. Beh, diciamo Spieghiamo che, un a attimo meno che che non si tratti di radio specializzate su questo genere. ma qui lo possiamo fare, abbiamo messo 10 minuti, che Ok. è parecchio, però spieghiamo Direi di che appunto perché di solito si tende a pensare che diciamo che la prassi vuole che un brano radiofonico debba durare 3 minuti e mezzo. Tutto parte dai vecchi 45 giri, Certo. che in realtà nei 45 giri potevi incidere un brano di 3 minuti Sì. e mezzo. Ed Lì- era tutta la facciata. sì, ed era tutta la facciata e lì si vedeva la bravura di un musicista che doveva condensare in quel pochissimo tempo tutte le cose che aveva da Certo. dire. Ma che poi tutto sommato l'idea del singolo è rimasta tuttora e i singoli oggi comunque nell'era digitale continuano a durare 3 minuti e mezzo, anche nell'era digitale radiofonica, credo, no? Sì, anche ormai in questa società liquida anche i single durano 3 minuti e mezzo. sì. Vabbè, scusate la battuta, però ci chiede Michela Mura, Mauro, che cosa pensi della didattica musicale nelle scuole italiane? Oh, Michela, cioè, sto intervistando io però. Cioè, non è che mentre Carmelo Ferrara dice, guarda che Mauro è anche un grande maestro, sa insegnare musica ad altissimi livelli, meglio non parlare della musica nelle scuole, lasciate perdere. Qui stanno succedendo cose su Facebook, ma noi adesso usiamo la... Aspetta, ti faccio una domanda. Carmelo è stato un mio allievo. Mauro, cosa ne pensi della didattica musicale nelle scuole italiane? È mia, Miki, È un argomento forse difficile da affrontare in poche battute, ma sicuramente molte cose si possono cambiare. È anche vero che generalmente bisogna capire, cioè una scuola che mira a determinati risultati, logicamente deve avere un'impronta didattica di un certo tipo, piuttosto che una scuola magari, che ne so, nella formazione primaria bisognerebbe dare una infarinata globale musicale agli allievi, invece in una scuola che ha delle esigenze ben precise, che mira delle cose specialistiche, bisogna appunto avere degli obiettivi ben precisi. Purtroppo io non voglio fare della critica, anche perché è un po' che non insegno Vabbè, nelle ci sta, scuole è un per punto scelta, di vista. però Ci sta. purtroppo a volte vedo che manca un'impronta didattica, ecco. Invece bisognerebbe partire da quello, bisogna partire da degli obiettivi che bisogna cercare di conseguire, quindi ci vuole un'impronta didattica. Sì, io ricordo che per esempio alle medie mi facevano studiare il flauto. Anche io. Mi facevano fare Fra Martino Campanaro, cose per le quali non me ne fregava nulla. L'unico divertimento del flauto era che potevo frustare con la saliva i miei compagni, perché questa per me era la musica a scuola. Marina, condividi? Cioè Marina non la potete vedere, ma anche lei ha sorriso. Però il fatto che è un'educazione che è noiosa, la musica deve essere bellezza, cioè tu devi provare amore per la musica. Sì, ma poi bisogna dare soprattutto nel caso delle scuole medie, insomma, della formazione primaria, bisogna dare un'idea generale della musica, perché poi buona parte magari di quelle persone non saranno musicisti, però si portano dietro il bagaglio culturale per tutta la vita, ecco. Sì, ma credo che poi un'educazione sbagliata ti possa far odiare la musica a prescindere. Beh, sì. In realtà, cioè, la Ma musica è una delle cose più belle che possono Infatti, per quel arrivare. che mi riguarda, insegnare è una grossa responsabilità. Io penso che se uno decide di farlo, lo deve fare al meglio. Diversamente è meglio se non se ne occupa, perché può fare inconsapevolmente, può creare dei grossi danni, ecco. Si rischia di... È una responsabilità, ripeto. Sì, di rovinare a prescindere un qualcosa, magari un potenziale bravissimo musicista. Pietrino Kerchi scrive grande, Francesco Palla grande Mauro, salutiamo anche Davide Piroda, Mauro Mulas grande musicista, vi salutiamo tutti, Pietrino, Francesco e Davide. Questa è la risposta di Michela Mura, una faccina così.
E poi le faccine che sorridono, in realtà credo sia d'accordo con te, ma poi se vuole potrà continuare a scrivere. Credo che poi questo video potrà creare diversi commenti che poi continueranno subito dopo. E anche questo è uno dei motivi per i quali noi ci siamo incontrati. Ci siamo già da 50 minuti. Caspita, vola il insomma, tempo. vola il tempo, luoghi comuni. Se iniziamo con i luoghi comuni è pericoloso, Aiuto. perché significa che non abbiamo più niente da dire. In realtà da dire ce n'è tanto, perché veramente poi il tuo personaggio va approfondito, va raccontato. Però mi hai detto prima che iniziassimo a registrare, e qui voglio arrivare poi a quello che è il tuo lavoro in questo momento, al fatto che si sta lavorando a un capitolo 2 legato al progetto Entity. Sì, proprio in questo periodo ci sto lavorando. Giorni fa con Stefano Zorco, un mio amico cantautore, abbiamo messo a punto i testi di una nuova musica, di un disco che inizialmente è stato elaborato quando avevamo 19 anni e ora è stato ripreso in mano e verrà comunque portato a termine. È un progetto nuovo Sì, giovanile ci dai che- dei tempi oppure ancora siete in fase di Ma lavorazione? sai, no, il disco è quasi pronto a livello compositivo e a livello di preproduzione, ora bisognerà registrarlo. È difficile quantificare dei tempi, però penso che lo metteremo subito in cantiere. Va bene, avremo modo comunque di continuare a parlarne. Oggi devi suonare? Oggi devo suonare, sì. Devo suonare stasera con British Invasion al Jazzino. Ok, quindi se volete vedere Mauro all'opera dopo averlo conosciuto un po' meglio oggi, stasera al Gezzino suonerà con il progetto British Invasion. Ce lo spieghi questo progetto? È un progetto che in sostanza risuona tutti i vecchi successi di fine anni 60 delle pop band inglesi, pezzi per i quali esistono tutte le versioni con testo in italiano. Noi logicamente riproponiamo le versioni originarie inglesi. Faccio un esempio. Facciamo un esempio: il Space, pezzo- Space Oddity No, di beh, David già Bowie, quello è un- ragazzo solo. No, Sì, beh, no, anche. può L'avete mai rientrare, fatto? no, quello no, però Mamma per esempio mia. io stavo proponendo, che ne so, il pezzo dei Procolar, A Whiter Shade of Pale, in italiano esisteva una versione dei Dick Dick, che adesso non ricordo il titolo. Poi ci sono tanti, veramente tanti pezzi, che ne so, Ho difeso il mio amore dei Nomadi, in realtà è un pezzo dei Moody Blues, Night in White Satin, per esempio, anche quello rientra nella nostra scaletta. Bello, bello, ci hai iniettato un bel po' di curiosità, quindi stasera lo potete trovare al Gezzino, questa grande persona, è anche bravissimo musicista, però le persone, se un musicista è anche una grande persona è meglio, siete d'accordo? Ce l'avete testimoniato anche dal grande affetto che avete testimoniato nei confronti di Mauro Mulas, che oggi ringraziamo per essere venuto a raccontarsi un po' ai nostri microfoni. Avremo modo di continuare a parlare con lui, ad approfondire diversi aspetti, diversi temi che oggi abbiamo leggermente sfiorato. Presenteremo anche il nuovo progetto discografico. Per adesso grazie di aver avuto la pazienza di stare con noi, anche perché la diretta oggi è stata parecchio lunga. Salutiamo tutti quelli che avranno modo da stasera, da tra poco in poi, di riguardarci in video. Quindi non sentitevi soli, siete un po' in diretta. Tanto cos'è il tempo? Il tempo è ora. E ora ci state guardando, anche se era prima, però è anche adesso, giusto? Ci stiamo incasinando. Aiuto. molto, molto filosofico. Grazie a tutti, grazie Mauro per essere venuto Grazie qui. a te. Dammi un bel bacio così. E vi salutiamo a prestissimo. Ciao.